Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di come dare una piccola spinta, un piccolo input nelle famiglie, però vi ricordo prima di tutto i circuiti e quadranti radiostesici, circuiti radionici sono gratuiti. Vedo che sento anche che ci sono corsi che usano questi circuiti, ma mi raccomando, attenetevi a quello che dice Marietto, non inventate l'acqua calda che non c'è bisogno. Allora, i circuiti o i 40 radiostesici che il Degara Marietto Veneziano donano, mi raccomando, formato a 4, si plastificano e durano una vita. Chiaro? Bene, iniziamo. Prima di tutto, poi bisogna anche dire una cosa: i circuiti sono una stampella, non è che risolvono in toto dei problemi, danno una forte mano, influiscono, però poi c'è il DNA e il karma. Voi non potete fare tutto con i circuiti, ma potete fare molto, potete deviare alcuni eventi della vostra vita con i circuiti, ma non potete sicuramente stravolgerli, no? Non è che potete fare miracoli, però no, non è che il circuito vi fa camminare sull'acqua o vi fa risuscitare i morti, Lazzaro cammina e Pinche Patrick. Cioè dovete rendervi conto che hanno dei limiti, però no, danno una forte mano in alcune direzioni. Bene, ritorniamo. Se in casa c'è del turbinio, c'è da amaretta, c'è perché il ragazzo, il marito, insomma, hanno avuto delle problematiche da giovane e le riversano in famiglia, allora il Marietto propone questo circuito. Ce ne sono tanti che fanno questi lavori, però in questo caso qua si propone questo che è gratis, cercare di portare la pace in casa. Questo levita un pochettino, cioè scusa, lima un pochettino certe attitudini. È importante, lo si stampa, lo si lascia su una parete e lo si lascia lì fin quando in casa non è tornato un po' di pace. Se uno dei due è un pochettino reietto a questo circuito, allora si mette sopra un armadio e via dicendo, fin quando le onde di forma di questo circuito non hanno avvolto tutto. Questo è il primo. I circuiti possono essere utilizzati anche insieme, cioè nel senso che potete attivare più circuiti perché ogni circuito ha il suo livello di frequenza di onda di forma. Quindi questo va bene. Poi usiamo questo per attirare benessere. Ipotizziamo che avete un marito un pochettino lento di riflessi, che si sveglia tardi, che gli dite di mettersi le scarpe e ci mette mezz'ora, insomma una piaga. Allora, questo qui cerca di mettere un po' di benessere in casa, che è anche attivare un attimino, no? Con la pace in casa e lui che si attiva un po' di, può essere anche la figlia, può essere anche voi, che vi rendete conto che siete un po' stonati, il ritmo della casa magari è un po' più veloce, voi siete un po' più lenti, non vi cambia il carattere, non vi cambia il DNA, non cambia il karma, ma dà una mano a essere più riflessivi e capire che ci sono dei bisogni che bisogna tappare. È chiaro che poi dopo, se si è un po' più attenti, si può pensare di acquistare un sigillo che vi aiuti a coprire questo buco eterico, ma nel frattempo anche questo circuito può essere utile, magari anche un vostro amico che lo volete un attimino, insomma, non dico svegliare perché è difficile, però dare un input. Allora prendete il testimone, prendete il pendolino, girate fin quando il pendolino non si stanca e lasciate fino al risultato ottenuto. Però vi ricordo che il corpo eterico si satura entro un mese e mezzo, proprio se è un caso disastrato. Quindi questo deve essere utilizzato insieme a questo. Quindi in casa la pace deve essere riportata e poi questo circuito, ma questo è un valorizzatore. Quindi cosa si usa con questo? Con questo si usa il lanciatore, la losanghe. Dopo che avete valorizzato il testimone, lo si mette qui e lo si lascia su un mese. La losanghe è un emettitore, invece questo è un valorizzatore. Detto questo, questo invece va bene per tutti. Questo serve per attirare le forze giudaiche, cabalistiche, ma in realtà sono le 72 forze di Mercurio, quelle che danno il Granus Salus.
Se una persona vedete che è un attimino lento di riflessi, se vedete che, ma anche voi dite, ma perché non mi rendo conto magari che faccio sempre questa cosa e potrei migliorarla per il bene della famiglia, no? Oppure, ma perché non riesco a fare questa cosa qui, non riesco a studiare le lingue, non so, qualsiasi cosa, voi mettete il testimone qua e lo lasciate fino a un mese come massimo, però fin quando non raggiungete l'obiettivo. Un'altra cosa importante, questo circuito lo si può stampare e lasciare in bella vista in casa, così che queste energie si diffondono, non sono energie malefiche, sono energie praticamente benefiche. Quindi sia questo che questo circuito vanno bene per la casa. Mi raccomando, se fate dei corsi a pagamento come i circuiti, attenetevi a quello che dice il diagramma differenziale. Bene. Poi, un'altra cosa, può capitare che le situazioni gravi che sono in casa vostra non sono dovute a voi. Magari c'è il vicino di casa che è geloso, la vicina che è gelosa, l'amante che ne ha piene le scatole, insomma, ci sono tante variabili che influiscono, perché ricordatevi che se nella vita avete qualcosa, alla mattina si alza qualcuno che lo vuole portare via. Ve lo ripeto perché forse non è chiaro il concetto. Se voi avete qualcosa, alla mattina c'è sempre qualcuno che si alza e pensa di portarvelo via. Quindi dovete costruire qualcosa, un muro di difesa. Questo serve per allontanare le energie negative. Uno mi ha fatto una domanda, e poi queste energie negative dove vanno? Signori, pensate ai vostri figli e al vostro orto. Le energie negative chiaramente tornano da dove sono partite, no? Se uno vi ha mandato un malocchio, una fattura e tutto quello che è una maledizione, chiaramente non è che stanno lì, tornano a casa del mandante. Avete capito? Volete che lo ripeto? Tornano a casa del mandante. Te capì? Bene, adesso ritorniamo alla nostra pace. E quindi stampatevi questo circuito e lasciatelo lì. Vi ricordo, i circuiti massimo un mese e mezzo coprono e riempiono il corpo eterico. Dopo è tutto grasso che cola. Grazie cari amici e mi raccomando alle prossime live.